Parliamo di questa iniziativa giunta alla sua ottava edizione che coinvolge diversi studenti della provincia. Sì, questa è un'iniziativa nazionale, ormai all'ottava edizione di Pretendiamo Legalità, in cui ci sono stati degli incontri con le scuole che hanno partecipato a questa iniziativa e hanno realizzato dei lavori. Oggi siamo qui con i vincitori a livello provinciale, e c'è l'Istituto Pirandello di Porto Empedocle, l'Istituto Camilleri di Favara e il CIPIA di Favara. Hanno realizzato dei videoclip, dei cartelloni, hanno realizzato dei lavori che sono stati selezionati con una giuria, e quindi adesso siamo qui per accoglierli e premiarli. Quanto è importante un'iniziativa di queste affinché anche la polizia sia presente in fasce più giovani, ovviamente? Allora, noi siamo sempre presenti a livello nazionale, la Polizia di Stato è vicina a tutti, dai più piccoli ai più grandi, però c'è tanta attenzione per questi nuovi, questo è il nostro futuro, quindi per i ragazzi c'è tanta attenzione, perché se noi coltiviamo l'educazione, la legalità, la cultura della socialità, dei diritti, perché poi comunque questi lavori dovevano essere comunque, dovevano rispettare delle indicazioni che ci avevano dato a livello nazionale, quindi sulla Costituzione, sulla diritti dei bambini, anche sulla legalità e sull'ambiente. Quindi loro hanno realizzato questi lavori. Per noi è importante perché così loro diventeranno il nostro futuro e sarà un futuro, speriamo, migliore. E come è stata accolta dai ragazzi l'iniziativa? Allora, abbiamo fatto questi incontri nelle scuole e nelle scuole erano molto attenti, hanno partecipato, si sono divertiti, hanno fatto un sacco di domande che poi non erano soltanto legate a questo progetto, ma loro sono proprio curiosi per sapere quello che è il nostro lavoro. E hanno partecipato e hanno risposto bene. Antonella Ottilla presente a questa premiazione oggi qui presso la caserma Angelone perché il vostro istituto è stato protagonista e ha vinto anche un premio. Sì, i nostri ragazzi si sono impegnati a partecipare a questo bel concorso, come ad altri concorsi indetti anche a livello nazionale, e siamo stati chiamati proprio per un video che i nostri ragazzi hanno fatto su quello che è l'assuefazione da telefonino. Hanno fatto un bellissimo lavoro e oggi sono qui a raccogliere i frutti del loro lavoro durante l'anno, per poter fare capire che il CIPIA lavora su 360 gradi. Ricordo l'occasione per un premio che è stato assegnato qualche giorno fa a Roma. Sì, a Roma abbiamo ricevuto un premio, anche lì siamo stati primi in classifica, per aver raggiunto l'obiettivo dell'ecosostenibilità, uno dei 17 goal dell'Agenda 2030, e lì abbiamo manifestato ancora meglio cosa significa per noi sostenibilità, quindi lavoro con l'orto, lavoro con tutto ciò che è sostenibile e di cui abbiamo bisogno per poter pensare ad un futuro migliore insieme a tutti i nostri ragazzi. Anche voi avete partecipato a questa interessante iniziativa, la scuola vostra è stata scelta e anche premiata. Sì, abbiamo partecipato molto volentieri a questo concorso sulla legalità, dove la tematica da affrontare è stata il bullismo, e alcuni ragazzi della scuola secondaria di primo grado Mentora Vaccaro e il coro delle voci bianche e del Plesso Guarino hanno partecipato costruendo un videoclip proprio per arginare questo brutto fenomeno che si chiama bullismo.